Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la liberazione di Cecilia Sala, che è appena atterrata all'aeroporto di Ciampino, è senz'altro e anzitutto un'ottima notizia. Un'ottima notizia per l'Italia, per chiunque appartenga e si senta di appartenere al mondo libero. È anche però, e non si può per sfoggio di ipocrisia celarlo, una disfatta colossale di certo mainstream. A tal proposito vi suggerisco un esperimento definitivo, diciamo. Ripescate in giro su YouTube, nei vari podcast, la puntata di ieri sera di Martedì, condotto da Giovanni Floris. Ebbene, rivista ora sembra invecchiata di 10 anni improvvisamente. Soprattutto due ospiti, che sono degli abitué del salotto di Floris, hanno regalato una previsione sulla quale oggi si sono sfracellati. Parliamo anzitutto di Corrado Augias, che col sopracciò della casa ha detto ieri sera, poche ore fa, a Di Martedì: il viaggio di Meloni da Trump, un'ammazzata poco utile, poco utile. 2 delle 5 ore sono state occupate dalla visione di un documentario, più di 3 ore di colloquio, a capo dei quali non mi pare, e poi di nuovo sull'aereo, quindi un'ammazzata poco utile. Poche ore dopo Cecilia Sala viene per fortuna liberata in conseguenza di una palese iniziativa diplomatica efficace del nostro governo e della Premier, palesemente legata al viaggio della Premier medesima da Trump. Poi c'è stato diciamo un sopracciò diverso da quello felpato e radical di Augias, con i suoi toni da tribuno del popolo. C'è stato Santoro a ruota, che ieri sera concionava così nel salotto di Martedì: non la facciamo rientrare, questa è una colpa grave del governo. Adesso c'è il silenzio stampa, quindi non possiamo neanche parlare delle nefandezze che compiono. Ebbene, il silenzio stampa non c'è più, perché per fortuna Cecilia Sala è libera. Chissà se Michele Santoro romperà il suo silenzio e chiederà scusa per queste parole infuocate e totalmente smentite dalla realtà. Non la facciamo rientrare, questa è una colpa grave del governo. Poche ore dopo, grazie all'iniziativa del governo, Cecilia Sala torna in Italia. Sono solo 2 esempi, ma clamorosi, andati in onda in successione uno in fila all'altro, che danno l'idea della imbarazzante cagnara che è stata fatta sul caso di Cecilia. C'è stato poi anche ovviamente quel diciamo ex politico, attuale intrattenitore Matteo Renzi, che chiedeva dov'è Meloni sul caso Cecilia Sala, a risolverlo mentre lui va in TV e twitta probabilmente. La stessa Schlein ha incalzato il governo subito in modo scomposto e chiaramente pretestuoso, e la verità è che tutti questi signori oggettivamente rosicano, ma rosicano perché oggi devono registrare, ringraziare e registrare un successo evidente del governo di centrodestra, della Premier Meloni in primis, del governo tutto, anche per la compattezza e il coordinamento comunicativo, non comunicativo che il governo ha avuto. Cioè si è parlato quando si doveva parlare, chi si doveva parlare, tutti i partiti hanno fatto quadrato. Voi direte un'ovvietà, insomma, visto le critiche dell'opposizione non pareva, e invece è stato così. E poi c'è la ciliegina finale, per cui tutti questi signori devono anche ringraziare il loro incubo peggiore, cioè Donald Trump, perché è evidente che la liberazione della Sala è il risultato di un prisma dalle 1000 facce dove ogni pezzo doveva incastrarsi. Senz'altro la conditio sine qua non è quell'incontro a Mar-a-Lago, è il fatto che il governo dovesse
sciogliere con l'alleato americano un nodo che coinvolgeva anche l'alleato americano, visto che il regime degli ayatollah ha fatto mercanteggio esplicito su Cecilia e sull'ingegnere iraniano detenuto nel carcere di Opera. Poi in queste ore ha fatto finta che i casi non fossero legati, ma insomma il nesso era stato palesemente esplicitato. Per risolvere il caso di Cecilia Sala bisognava avere una condivisione sul dossier con l'alleato americano, non perché si è sudditi o vassalli, perché si sta in alleanze internazionali, si sta nella NATO, si è dalla parte del mondo libero e se ne ricavano anche i giusti frutti del caso. Bisognava fare questo passaggio. Questo passaggio è stato fatto, non sappiamo ancora esattamente qual è o l'eventuale contropartita o comunque il placet ottenuto da Trump su quale tema specifico, se sull'ingegnere o su altro. Rimane il fatto che quel placet c'è stato, rimane il fatto che quindi nella catena delle cause loro signori devono ringraziare anche il loro incubo peggiore, Donald Trump. Ed è una disfatta quindi davvero su tutta la linea, e per fortuna stasera Cecilia Sala è di nuovo a casa. Grazie a tutti, a domattina.